L'album delle emozioni è pronto ad arricchirsi di nuove immagini, nuove istantanee, di nuove storie scritte dalla penna nera degli alpini. La 93esima Dunata Nazionale di Rimini e San Marino è entrata nel vivo, un evento atteso da 2 anni che solo in Veneto ha mobilitato 10.000 alpini. In Riviera quest'anno le penne nere festeggeranno un'altra grande ricorrenza, ovvero il 150° anniversario della fondazione del Corpo degli Alpini. La particolare solennità dell'occasione è stata sottolineata dalla presenza, per la prima volta, di tutte e 18 le bandiere di guerra dei reggimenti che dipendono dal comando truppe alpine dell'esercito. La dimensione di un evento come l'Adunata Nazionale, come questa Adunata Nazionale che ha già fatto registrare oltre 400.000 presenze a Rimini, sta avendo un impatto straordinario. L'essenza vera della Dunata prenderà vita comunque domenica, quando si assisterà allo sfilamento degli alpini lungo Viale e Mare di Rimini, con il passaggio davanti alle tribune d'onore, alle bandiere dei reggimenti, all'abaro nazionale dell'associazione, decorato con 209 medaglie d'oro al valore militare. In tutto gli alpini che sfileranno saranno circa 80.000, inquadrati nei ranghi delle 80 sezioni dall'Italia e nelle 30 sezioni dal mondo. Una pagina di storia nella storia, pronta a riempire quell'album rimasto 2 anni in soffitta, eppure vivo e vivido nella memoria di tutti noi.